Ciao a tutti amici, siamo sabato 4 ottobre, San Francesco e sono qui, appunto avete visto, al Passo Bracon per la prima volta in vita mia. Siamo in comune di Castello Tesino, come recita questo cartello, e la meta di oggi è il Monte Coppolo, 2069 metri di montagna. Quindi adesso seguitemi e vedremo insieme che spettacolo offrirà il Monte Coppolo. Ecco, vedete adesso che lo scenario si è un po' aperto. Vedete la mia meta di oggi, il Monte Coppolo è la sommità più alta sulla destra. Il pilastro di Mezzaluna e Monte Luna al centro e sulla sinistra il cross dell'Archil, tutti sopra i 2000 metri. Vedete quante maghe ci sono in questa zona, una lì, un'altra qua, un'altra qui più avanti, altre le ho viste più da lontano prima nel tragitto. Infatti qui vicino c'è la famosa, ho visto, strada delle Malghe. Guardate che panorama. Qui a destra vedete il Monte Agaro, anch'esso 2062 metri di montagna, più o meno tutte alte in ugual misura. Mamma mia che montagne iniziano a intravedersi dietro le prime qua davanti. Tanto vedete un bellissimo gregge di pecore. Ecco qui finisce il sentiero carrabile. Adesso incomincia la mulettiera vera e propria che porta al Monte Coppolo. Un'interessantissima iniziativa che viene qui al Passo Bracon e comunque sul Monte Coppolo. L'inanellamento degli uccelli che appunto vengono inanellati, presi tramite delle reti, inanellati a scopo scientifico, appunto vedete la didascalia, quindi appunto è diventata un'oasi di protezione e studio di volatili. Ecco ragazzi, in tutto questo qui ci sono appunto le reti usate per catturare in senso buono gli uccelli, e quante cose ho imparato leggendo quelle didascalie lì io. Gli uccelli risalgono dal pendio qui dalla Valle del Vanoi, come scritto, non vedendo questa rete restano impigliati e dopo vengono catturati temporaneamente, inanellati e appunto studiati peso, salute, lunghezza delle ali, delle zampe, e poi rilasciati. Ecco qui secondo me c'è questo gruppo di persone che sta guardando l'inanellamento in diretta. Vedete qui ci sono doppie reti. Guardate, qui vedete uccellini catturati quasi in diretta e prontamente liberati dai ragazzi qua che ho appena superato, che non ho inquadrato. Guardate qui altri due. Il progetto è interessantissimo veramente. Ecco qui dove c'è il primo palo nero, finiscono le reti. Auguro buon lavoro ai ragazzi che appunto stanno liberando gli uccelli catturati. Mi avevano chiesto se mi fermavo un attimo a guardare, ho detto il tempo di salire qui al Coppolo e tornare, tanto ho visto che le reti sono aperte fino al tramonto e appunto adesso inizia la salita decisiva.
Qui una volta superato il monte Agaro, andando verso sud, vedete inconfondibili lo Spitz di Vesena, Cima Mandriolo, e qui la parte alta, diciamo, orientale dei 7 comuni, con la punta più elevata in cima a 12. Intanto una doverosa precisazione riguardo il Monte Copolo. Il Monte Copolo è l'insieme delle 3 cime, la cima de San Donà, e le altre 2 sono appunto le cime che vi dicevo prima. Praticamente l'insieme di queste 3 forma il Monte Copolo. Vedete qui sullo sfondo adesso, sopra questa piramide, diciamo, c'è il becco di Filadonna, a sinistra il Monte Cornetto, a destra la Gigolana, poi vedete qua sullo sfondo queste cime innevate del gruppo del Brenta. Mamma mia, che panorama! Vedete che è poco più su. Questo tratto deve essere bellissimo, ma pericoloso da fare in inverno con la neve qui a ramponcini, perché vedete subito strapiombo a destra. Mamma mia che bel sentierino, strapiombo a nord, strapiombo a sud. Ecco cari miei, sono in vetta, adesso vi mostro il panorama. Una volta appunto arrivato in vetta vedete la frazione di San Donà, appunto per quello viene chiamata cima di San Donà questa. Più in là vedete ad est il paese di Lamont, meraviglia. Vedete intanto la fortuna che ci sta regalando il tempo, sia un miglioramento a partire da nord-ovest. Vedete in Valsugana, becco di Filadonna, e Lagorai sta già arrivando il sole. Mamma che spettacolo! Intanto vedete che ho rispolverato l'abbigliamento pesante invernale. In questi giorni siamo sotto l'irruzione di aria abbastanza fredda, anzi direi molto fredda per il periodo, perché siamo intorno a 1-2 gradi a 1500 metri in libera atmosfera, quindi qui saremo, beh, non sotto zero, però comunque temperature notevoli per essere solo il 4 di ottobre. Tanto insistendo, vedete che il sole sta facendo capolino, la temperatura ha già guadagnato qualche grado, almeno a percezione. Io ho appena finito il paninetto, mamma. Che visuale ragazzi, verso Lamont, verso la Valle Feltrina qui. Spettacolo, cosa posso dire di più? Prima di lasciare questa bellissima cima vi faccio una veloce panoramica per le montagne che conosco. Qui davanti il Monte Pavione, poi qui abbiamo il Monte Avena, dietro cui sorgono Feltre e Pedavena appunto.
Poi vedete lì dietro sarebbe il lago del Corlo, qua dietro. Monte Grappa è la cima qui sullo sfondo. Vedete il Monte Fiore qui senza alberi, la piana di Marcesina, guardate che stupendo contrasto col sole che inizia a filtrare. Poi qui vedete il lento salire dell'altopiano di 7 comuni. Abbiamo detto Becco di Filadonna, Vigolana, Monte Corneto, Cima Panarotta, Monte Fravort, forse il Monte Gronleit. Che bellezza! Là dietro Pali di San Martino. E concludo con l'ultima chicca, queste due che vedete al centro sono Cima della Banca e Cima d'Asta, bellissime. Intanto non molto consolante, devo dire, stavo leggendo un articolo su internet proprio ora per capire la tipologia di roccia qui del Monte Copolo. Ho detto che appunto sono rocce calcaree friabili, molto diverse dalle rocce più dure granitiche del Lavorai, nonostante sia gruppato con i Lavorai, in realtà è formato di rocce completamente diverse. E leggevo un articolo in cui si narrava che ha preso il nome da Copolo, che vorrebbe dire coparse, nel senso originato dal fatto che chi veniva a fare questo sentiero, che è veramente pericoloso, detto appunto dagli anziani del posto di Castello Tesino, e molte persone hanno perso la vita cadendo durante la salita qui a causa di quei burroni che dopo vi inquadrerò meglio. Benvenuto sole. Vedete appunto, come vi dicevo, adesso il pendio sud è di gran lunga il peggiore, anche se comunque un po' più lontano dal sentiero. Più avanti là però il sentiero tornerà a strapiombo, guardate qui invece verso nord, sì, abbastanza ripido, però insomma meno impressionante. Qui tutto il bosco sottostante. E adesso la mia via che prosegue qui in cresta, ma molto più fattibile. Mamma mia che strapiombo! Se qualcosa cade da qui, ragazzi. Bellissimo sentiero di discesa, sembra quasi di tornare al Colsanto nella discesa appunto verso il Pra di Pazzul. Eccomi alle 15:19, sono quasi arrivato al Passo Brocò, anzi direi che è proprio qua davanti. E intanto vedete qui sopra una bella montagnola da cui Passo Brocondi parte un sentiero che sale. Attenzione, perché in chiave futura potrebbe rivelarsi interessante. Ed ecco, proprio davanti alla macchina di parte il Trollo dei Fiori, una meta che volevo venire a fare ancora un anno fa. Dopo con Alessandro alla fine abbiamo optato per Val Calamento. Vedete, bellissimo cielo pecorelle che ha accompagnato buona parte del mio percorso di ritorno.
Niente, qui dopo 15.834 km ho guardato ieri su Outdoor Active la traccia che avevo creato, mi segnava 5 km andata e altrettanti di ritorno, quindi 10 km onesti. Un po' ostico il tratto finale, diciamo, sul sentierino con i due stroppiombi ai lati. Comunque ragazzi, escursione bella, veduta magnificente proprio. E niente, qui per la prima volta al Passo Brocon io vi saluto, vi rimando alla prossima escursione e niente, tante belle cose, vi saluto e ci vediamo alla prossima.